Amici all'ascolto, buonasera. La Fiera Cavalli di Verona festeggerà la sua edizione numero 108 con l'ennesimo record di presenze. I dati relativi alle prime due giornate lasciano intendere che alla fine sarà superato e anche abbondantemente il tetto dei 130.000 visitatori. Fra gli stand espositivi e le altre infinite iniziative che hanno come epicentro il cavallo, trovano spazio gli eventi agonistici, il più importante dei quali è indubbiamente l'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di salto ostacoli. Ieri vi abbiamo proposto la prima prova di qualificazione al Gran Premio domenicale, una categoria a tempo. Questa sera seguiremo la seconda, una categoria mista, coi binomi che completano nel tempo accordato e senza errori il percorso base, ammessi a disputare il barrage. E a proposito di percorso base, il regista Umberto Orti, che guida la squadra esterna di Bologna 1, coadiuvata dall'RVM 1 di Milano, ci ripropone la sequenza del percorso che si apre con un Oxer 1,40 per 1,45, poi verticale di barriere 1,48 al numero 2, quindi un altro largo 1,43 per 1,45. La lunghezza del tracciato di 440 metri, il tempo accordato di 76 secondi. Al numero 4 troviamo un verticale di barriere 1,50 m, poi eccolo qua, superato il quarto ostacolo si arriva a un altro Oxer 1,48 per 1,50, poi piegata a mano sinistra per affrontare il verticale FEI 1,52 m, il verticale che ricorda la Federazione Equestre Internazionale, un verticale di barriere. Quindi la prima combinazione al numero 7, la doppia gabbia, in ingresso un verticale di 1,48 m, l'elemento intermedio è un Oxer 1,47 per 1,50, in uscita un altro verticale di 1,5 m. Poi si viaggia verso il numero 8, un Oxer 1,48 per 1,50. Arriviamo al numero 8, superato il quale i concorrenti si trovano ad affrontare un Oxer di 1,48 m per 1,60 m. Questo è un ostacolo abbastanza delicato. La visualizzazione grafica si è arrestata, continuiamo comunque a seguire il percorso che prosegue con un verticale di 1,52 m. Poi al numero 11 troviamo la seconda combinazione, la gabbia. In entrata la triplice 1,50 per 1,70, in uscita un Oxer 1,47 per 1,50, poi l'ultimo ostacolo che è un verticale di 1,55 m. Direttore di campo per il secondo anno consecutivo Giovanni Bussu. È quasi tutto pronto per l'inizio di questa categoria. Il primo binomio a entrare in campo sarà tedesco, quello composto da Ulrich Kirchhoff e da Carino, un binomio che deve ancora centrare l'ingresso, l'ammissione al Gran Premio di domenica, perché non ha il riferimento sulla tabella A categoria a tempo di ieri. E a proposito, per quanto concerne la prima categoria di selezione, vi do il risultato. È stato un successo pienamente inglese. Al primo posto Robert Smith in sella a Marius Claudius, in seconda posizione il connazionale Robert Whittaker in sella alla Croix. Poi al terzo posto l'olandese Gerco Schröder, Eurocommerce Milano. In quarta posizione, splendido, il migliore degli azzurri, Giuseppe Rolli con Jericho Delavie. Poi al quinto posto Marcus Fuchs, Royal Charmer, quindi Leopold Van Asten con Flash Rouge, Thomas Velin per la Danimarca con Godsen du Reverdy. All'ottavo posto per la Svezia Rolf Joran Bengtsson con McKinley. Proseguiamo al nono posto Edwin Alexander, Australia, Isovlas Pialotta. In decima posizione il campione europeo Marco Kuscher per la Germania con Contro, e quindi ancora Roine Zetterman con Isaac. Da segnalare anche il netto di Onella Ligresti con Nanta, quello di Gianni Govoni in sella all'Europiana Pornstar, quello di Giorgio Nuti con Jeff de Boel, di Emiliano Varagnolo con Gruppo Barcaccia Cordiana Z.
bene anche Bruno Chimirri, Giulia Martinengo. Per quanto riguarda Juan Carlos Garcia e Albin, il nostro binomio di punta che lo scorso anno si classificò secondo alle spalle di Albert Zoer, olandese e Okidoki, un solo errore al muro e comunque una condizione a detta del Cavaliere che renderà Albin uno dei protagonisti del Gran Premio in programma domani. Abbiamo già parlato del percorso e la musica accompagnerà l'ingresso in campo del primo binomio. Vi ricordo tutti i netti nel tempo ammessi a disputare il barrage. Saranno soltanto 3 gli esclusi dal Gran Premio. Per il momento in zona critica sono il greco Mirto Kutsiku Iliadis, il nostro Paolo Toscano e quindi il rappresentante del Salvador Alfredo Hernandez Ortega, che rischiano di non poter partecipare al Gran Premio, ma c'è ancora appunto questa categoria di qualificazione che comincia con un cavaliere importante di assoluto prestigio. Si tratta di Ulrich Kirchhoff, medaglia d'oro olimpica ad Atlanta, monta nella circostanza Carino, che è un cavallo di 11 anni, di origine tedesca, un Holsteiner. Mio compagno di telecronaca, il collega Lorenzo Roata, che carpirà qualche impressione a caldo, è situato proprio nella zona dell'ingresso dei vari binomi sul campo ostacoli. Ora seguiamo Ulrich Kirchhoff, Germania, in sella a Carino. Vi ricordo che il tempo accordato è di 76 secondi, un percorso di 440 metri con difficoltà disseminate un po' su tutto l'arco del tracciato. Arriva il primo errore per il cavaliere tedesco. Ieri c'è stato grande spettacolo, una categoria a tempo che sembrava dovesse essere appannaggio di Robert Whittaker, velocissimo in sella alla Croix, il suo 62,80 sembrava inattaccabile, invece il connazionale Robert Smith è riuscito a fare ancora meglio, 61,89 in sella a un impeccabile Marius Claudius. Il percorso di un atleta esperto come Ulrich Kirchhoff ci dirà molto sulle difficoltà di questo tracciato. Saranno 40 i binomi impegnati domani. Alle tavole, ostacolo numero 10, c'è un'esitazione ma non c'è errore, poi la gabbia. Rimangono 4 le penalità nel tempo di 74,61 per Ulrich Kirchhoff, mentre è già in campo per la Francia Simone Delettre con Olga de Bignon, una femmina di 11 anni, c'est français. La regia guidata da Umberto Orti ci ripropone ancora il momento di difficoltà, il passaggio abbastanza fortunato alle tavole numero 10. Il cavaliere francese che sta per affrontare il percorso ha fatto parte della squadra transalpina che ha vinto la Coppa delle Nazioni all'ultimo concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Francesi che non sono accorsi in massa qui a Verona, che costituisce la terza tappa della Lega dell'Europa occidentale della Coppa del Mondo di salto ostacoli. Sono già state disputate quelle di Oslo con il successo del tedesco René Tebel e di Helsinki con la vittoria di Beat Mendley per la Svizzera. Ora Verona, poi seguiranno Stoccarda, Ginevra, Londra, Mechelen, Lipsia, Amsterdam, Vigo, Göteborg, Sertogenbosch in Olanda. La finale dal 19 al 22 di aprile a Las Vegas. Arrivano le prime 4 penalità per il binomio francese. Naturalmente
Una delle difficoltà maggiori è costituita dalla doppia gabbia che troviamo al numero 7, anche la dirittura che comprende la seconda combinazione e le tavole è abbastanza impegnativa. Rimangono 4 le penalità nel tempo di 69 e 51. E adesso una donna, una amazzone che ha fatto storia nel settore del salto ostacoli. Si tratta di Meredith Michels-Berbaum, nata negli Stati Uniti, ora cittadinanza tedesca per lei, che ha sposato Markus Berbaum, a sua volta presente qui nel concorso scaligero. Meredith nella circostanza monta Le Mans, che è un cavallo di 11 anni, è stata la prima amazzone a cappeggiare la graduatoria internazionale. C'è qualcosa che non va, probabilmente richiede la verifica di un ostacolo. Ha vinto anche una finale di Coppa del Mondo, è una delle amazzoni più accreditate in assoluto, ma direi degli atleti più accreditati, perché, lo ripetiamo per l'ennesima volta, l'equitazione è una delle poche discipline che pone sullo stesso piano uomini e donne che gareggiano alla pari. Bene, Meredith in diverse circostanze ha saputo mettere in fila i colleghi maschi e ultimamente ha ottenuto un bronzo individuale ai campionati del mondo che si sono disputati ad Aquisgrana in Germania. Meredith Michels-Berbaum con Le Mans. Vediamo se questo bel sauro ci regala il primo netto della serata. In precedenza 4 penalità per Ulrich Kirchhoff e per Simon Delettre. Nata nel 1969 a Los Angeles. Piccola esitazione, ma non c'è errore. Dunque la dirittura con verticale di tavole su fosso, anche qui un brivido. Poi la gabbia numero 11, ancora un ostacolo per Meredith Michels-Berbaum, che in effetti mette in carniere il primo netto della serata. Vedete che è stato raccolto un ferro, non so se sia quello perso proprio da Le Mans o da un concorrente precedente. Comunque sia, annotiamo il netto per Meredith Michels-Berbaum, che dunque si qualifica per quello che al momento è soltanto un eventuale barrage, ma c'è da giurare sul fatto che ci sarà un epilogo spettacolare di questa categoria mista. Le nostre telecamere non possono riproporre errori perché non ce ne sono stati, e adesso un cavaliere che lotta per entrare in Gran Premio, debuttante in un concorso di questo livello. Paolo Toscano monta Nico, cavallo di origine olandese di 11 anni. Paolo Toscano ieri ha dichiarato di aver dovuto lottare con l'emozione ovvia di chi per la prima volta si affaccia su un contesto di Coppa del Mondo. Cavaliere nato nel marzo del 1982, anche il fratello Lorenzo è cavaliere di buon livello. Cerca naturalmente di ampliare il suo bagaglio di esperienza, mentre ci arriva la conferma che il ferro perduto era proprio di Le Mans. Dunque complimenti doppi al binomio tedesco, che è riuscito a portare a casa il netto con un ferro in meno. Sono 8 le penalità per Paolo Toscano, che va ad affrontare l'ultima dirittura. Bene sulle tavole, ora la gabbia, superata la triplice in ingresso, poi bene anche in uscita. Un ultimo ostacolo. C'è purtroppo il terzo errore, 12 penalità nel tempo di 72 e 69. Sfuma per lui la possibilità di accedere al barrage.
e naturalmente le cose si complicano in ottica Gran Premio, e direi che possiamo fare il primo collegamento con Lorenzo Roata. Sì, rinnovato saluto dal campo anche quest'oggi. Noi siamo già con Paolo Toscano. Sfuma la possibilità del barrage, altra esperienza che si aggiunge. Sì, sì, sono contento anche oggi. Ho fatto qualche errore io stavolta più che il cavallo, però sono abbastanza soddisfatto del risultato del cavallo e, e spero di andare sempre meglio. Col fiatone Paolo Toscano, è uno sforzo notevole sia per i cavalli che per i cavalieri, ma in campo c'è Giulia Martinengo che monta atletica, una femmina annoverana, dunque origine tedesca, relativamente giovane, 8 anni. Giulia Martinengo Marché ha cominciato questo concorso veronese nel migliore dei modi, si è comportata benissimo nella giornata inaugurale. Ora arrivano le prime 4 penalità, d'altronde si tratta di un tracciato piuttosto complesso. Abbiamo visto il rifiuto e poi c'è il momento di imbarazzo, subito carezze per Atletica, che l'amazzone italiana nata in provincia di Udine cerca di rincuorare. Uno sguardo all'ostacolo che ha creato problemi e poi riprende la marcia Giulia Martinengo. Superato il verticale di barriere, bene anche sull'Oxer, ottimamente anche sul dritto seguente. Sembra aver riacquistato la giusta rotta di crociera e per il momento sono 8 le penalità. L'obiettivo dichiarato per Giulia è quello di far fare esperienza alle sue cavalle, che sono abbastanza giovani. Questa è l'occasione ideale al cospetto dell'elite internazionale. E ci sono applausi meritati per Giulia. 80-16 il tempo, c'è anche un'infrazione sul tempo accordato, dunque il totale di penalità è di 10. Linea Roata. Sì, per dire tra l'altro che gli applausi per Giulia Martinengo hanno spaventato in un poco fino alle bizze Isoslav Socrates, che poi è il cavallo di Edwin Alexander, mentre adesso noi dribblando Varagnolo andiamo a cercarci Giulia Martinengo. Allora, inizio così. Sì, scorro la gala un po' verde, non si aspettava il terzonamento così a ridosso del pubblico, ma ha saltato bene. Cardi ricorda che in pratica il lavoro che si aggiunge al tuo giovane, alle tue giovani cavalle. È vero, hanno solo 8 anni, sicuro è la prima volta che saltano un percorso così indoor. Un'altra amazzone, Edwina Alexander, come anticipato da Roata, monta Isovlas Socrates, che è un cavallo di 11 anni di origine belga. Edwina Alexander, grande protagonista nell'ultima edizione dei mondiali di Aquisgrana, una gara individuale eccellente, un 4° posto, ma l'importante è che abbia partecipato al turno conclusivo a 4, ben 3 amazzoni contro il solo Jos Lansing, che ha conquistato la medaglia d'oro. Edwina Alexander è nata in Australia, ma da tempo risiede in Europa, dove svolge la propria attività. Si è comportata molto bene nella categoria a tempo di ieri e cerca un'altra conferma ad altissimo livello. Esce bene da questa combinazione questa amazzone, nata nel 1974 a Sydney. Con questo cavallo nel 2006 ha ottenuto una vittoria in una categoria mista a Montecarlo. Superate le tavole. C'è l'errore in uscita dalla gabbia. Unico errore, dunque non può accedere al barrage. Sono 4 le penalità nel tempo di 72 e 64. Dunque si scioglie, almeno per il momento, quel connubio che ha visto vicine a livello agonistico Meredith Michaels Berbaum e Edwina Alexander.
la tedesca qualificata invece ha commesso un errore Edwina Alexander. Ora per l'Italia Emiliano Varagnolo che monta Kashmir Stehermel, un cavallo di 12 anni. Emiliano Varagnolo vive a Padova. Ultimamente ha fatto registrare progressi notevoli e cerca una conferma a questi livelli, anche se la sua prestazione odierna è già stata macchiata da un errore. Arrivano le prime 4 penalità poi doppiate e non è serata per Kashmir, possiamo definire un po' più ruvido del solito, e arriva il ritiro prudentemente Emiliano Varagnolo. Fra gli applausi del pubblico si ritira. Probabilmente la nostra regia ci riproporrà uno dei momenti di difficoltà di Kashmir e di Emiliano Varagnolo. Così è infatti, mentre è già entrato in campo il campione europeo in carica, titolo conseguito a San Patrignano, Marco Kuscher per la Germania con Terno Grande, suo cavallo di punta Contender. Nella circostanza monta un cavallo di 11 anni di origine tedesca, un Oldenburg. Monta molto bene Marco Kuscher, che è un cavaliere sempre molto composto, con un assetto di monta deciso ma elegante. Marco Kuscher, nato nel 1975 a Nordern, partecipato anche ai giochi ateniesi proprio con Montender, 2 medaglie di bronzo per lui, poi 2 ori ai campionati europei del 2005 a San Patrignano. Anche per lui un'esperienza ormai consolidata. Abbiamo ripetuto in tante occasioni che la Germania dispone di uno squadrone in questo settore, in questa disciplina, e la concorrenza interna non può che far bene. Cavalieri del calibro di Marco Kuscher, Marcus Henning, Ludger Beerbaum, Franke Slotak, della stessa Meredith Michaels Beerbaum, di Otto Baker. Sono tantissimi gli esponenti in vista in questo settore. Arriva, manco a dirlo, il netto per Marco Kuscher, il tempo 71,71, e dunque ora non è più un barrage eventuale, ci pensano i tedeschi. Per ora dalla Germania arrivano i 2 qualificati per il barrage. Prima abbiamo visto Meredith Michaels Beerbaum, ora Marco Kuscher in sella con Terno Grande. Ci sarà spettacolo anche questa sera, con un barrage che si preannuncia davvero divertente. Adesso per l'Austria Daniel Sonberger, che monta Sign of the Time, un cavallo di 12 anni, anche questo di origine tedesca, un Oldenburg. Fiera di Verona che continua ad attirare visitatori. Nelle prime 2 giornate un incremento delle presenze notevole. D'altronde si tratta di uno degli appuntamenti da non mancare a livello internazionale per chi crede nella promozione del complesso di attività economiche e imprenditoriali che hanno come epicentro il cavallo, ma anche la cultura intorno a questo animale. 20 tribune con 15.000 posti a sedere per spettacoli e concorsi, oltre 2.000 cavalli presenti, 600 gli espositori. Intanto vediamo la difficoltà per il cavaliere austriaco. Austria che ha una ottima tradizione in Coppa del Mondo, ricordiamo i 3 successi
di Ugo Simon, che ha vinto anche la prima edizione in assoluto, e poi Thomas Fruman. Siamo lontani però con Sonnenberg da questi rendimenti. Sono già 12 le penalità, anche il tempo è piuttosto alto, vediamo se ci sarà un'infrazione. Così non è, rimangono 12 le penalità. Quadratura ravvicinata, un primissimo piano per il cavaliere austriaco, ecco un paio di errori. Ma ora andiamo a soffermarci su Giuseppe Rolli, che ha cominciato benissimo questo concorso, ha vinto la prima categoria nella giornata d'apertura, anche ieri si è comportato molto bene nella circostanza. Monterà il fido Kilian, che è un cavallo di origine olandese di 14 anni. Giuseppe Rolli, cavaliere romano, ormai ha un'esperienza enorme alle spalle, ma è comunque un ragazzo giovane, nato nel 1978 e gareggia per la sezione sportiva dei Carabinieri. Per lui già campionati d'Europa, ultimamente un campionato del mondo con Jericho Delavie. Cavaliere solitamente molto serio, modesto, che preferisce parlare i risultati. Speriamo che la sua forma e il suo momento magico continui, anche se c'è stato un primo errore e dunque sfuma per lui la possibilità del barrage. Kilian è un cavallo che ha regalato a Rolli diverse soddisfazioni, parte intermedia del tracciato. Ci sono ancora diverse difficoltà da superare, a partire di questo Oxer su Fosso. E ora addirittura tavole, bene, gabbia e poi ostacolo conclusivo. Rimangono 4 le penalità, dunque si conferma in eccellente momento Giuseppe Rolli. Davvero un peccato per quell'errore che probabilmente cercherà di spiegare al microfono di Lorenzo Roata. Vai Lorenzo. Sì, sempre qui all'uscita, giusto all'uscita del campo, in attesa del binomio fino a un attimo fa protagonista in campo. Però attenzione, anche esatto, Giuseppe Claudio, Rolli non si capacita dell'errore. Cercavi di capire cosa era successo. Credo il tempo. Batte 4 comunque la penalità, No, il tempo non Difatti, può essere. hai sentito, perché... poi se n'è andato abbastanza arrabbiato, ha detto credo il tempo, ma no, pure, le 4 penalità erano visualizzate sul tabellone già prima della fine del tracciato, quindi assolutamente attendiamo notizie dalla giuria. Personalmente non ho visto l'errore di Kilian e di Giuseppe Rolli, può darsi che sia partita inavvertitamente una segnalazione di errore, che però pare ci sia stato. Anche il cavaliere non se n'è accorto, vi daremo notizia più avanti. Comunque, allora, mi pare di poter dire, Marco Danese me lo conferma, che è netto il percorso di Kilian, è ufficiale. Allora anche Giuseppe Rolli si qualifica per il barrage ed è il terzo fra gli eletti dopo Meredith Michaels-Berbaum e Marco Kuscher. Bene, dunque la presenza di un italiano, e siamo contenti anche perché abbiamo un po' pubblicizzato il momento felice di Giuseppe Rolli, che è venuto proprio sotto la nostra postazione sgranando gli occhi, quasi a chiedere a noi qual era stato il suo errore. In effetti errore non c'è stato, un errore di segnalazione, questo sì.
Percorso netto per Kilian, ma attenzione allo svedese Rolf Göran Bengtsson che monta Armonia La Silla, una femmina di 9 anni di origine tedesca, un Holsteiner. Per ora non ha commesso errori, cavaliere di grandissima freddezza ed esperienza. Rolf Göran Bengtsson che ha a disposizione un parco cavalli notevole. McKinley è probabilmente il suo miglior saltatore, cerca di superare, ci riesce la gabbia, cavaliere nato nel 1962 a Lund, 70,93 nel tempo, dunque è il quarto netto della serata. 2 binomi tedeschi, 1 italiano ed ora 1 svedese. Qualificato anche Rolf Göran Bengtsson e adesso tocca ad Albert Zuer per l'Olanda in sella Lincoln. Albert Zuer che con Okidoki ha siglato lo scorso anno il Gran Premio qui a Verona, fra l'altro al termine di un barrage veramente combattuto, una questione di centesimi di secondi. Al secondo posto si erano classificati Juan Carlos Garcia e Albin. Albert Zuer monta Lincoln che è un cavallo di 13 anni di origine olandese. Ruata con Rolli che chiarirà l'equivoco. Sì, assolutamente, pensavo voleste concludere con Zoer. Comunque qui avevi ragione tu, hai piantato gli occhi proprio in faccia al nostro Icardi, ma alla fine avevi capito che non era errore. No, non mi sono accorto di un errore, per cui non capivo. Ecco, assolutamente. Al limite pensavo al tempo. No, ma il tempo, Giuseppe, non poteva essere perché la segnalazione delle 4 penalità era già durante la parte mediana del percorso, quindi quando ancora non si sapeva il riferimento cronometrico finale, per cui è stata per fortuna un'errata segnalazione. Ancora voi la linea. Una spiacevole equivoco. Piacevole, diciamo, a questo punto, perché è finita bene, no? Certo, piacevolissimo. Va bene, tu continui nella modestia, io continuo a dire che sei in grande forma e vedremo chi avrà ragione alla fine del concorso. Vedremo. Entrambi speriamo che poi abbia ragione io. Speriamo. Ok, in bocca al lupo a Giuseppe Rolli. Seguiamo Albert Zuer che affronta addirittura con tavole e gabbia. Insidioso anche il primo elemento di questa combinazione, che è una triplice di dimensioni notevoli, e fa fede al suo blasone Albert Zuer che si qualifica per il barrage, quinto qualificato. Dunque c'è da pensare che sarà un barrage abbastanza affollato. Ecco uno dei momenti più attesi, ingresso in campo di Juan Carlos Garcia che concede un turno di riposo all'anziano Albin e monta in questa categoria mista l'Europiana Toronto Van de Pandevorre. E Juan Carlos Garcia, l'abbiamo già ricordato nel collegamento di ieri, è reduce da un infortunio abbastanza delicato, una frattura a un braccio, dovuto osservare un periodo di pausa che avrà fatto bene certamente ad Albin, che si presenta fresco all'appuntamento con la Kermesse Scaligera. Il testimone passa a Toronto, che è un cavallo di 10 anni e ha già commesso il primo errore. Non è comunque un dramma perché domani Juan Carlos sarà protagonista del Gran Premio, cavaliere colombiano di nascita ma che ha acquisito la cittadinanza italiana proprio nei mesi, addirittura nei giorni precedenti l'Olimpiade di Atene. Qualificati per il momento Meredith Michaels Berbaum, Marco Kuscher, Giuseppe Rolli, Rolf Göran Bengtsson, Albert Zuer. Toronto sta comunque saltando bene, a parte quell'incertezza, poi ha inanellato una serie di salti molto positivi e in effetti rimangono 4 le penalità nel tempo di 75,02. Ancora il tempo per vedere
una fase rallentata del percorso di Juan Carlos Garcia e Toronto, e poi linea Aroata per carpire qualche impressione su questo percorso, ma soprattutto sulle condizioni di Albin che attendiamo domani in Gran Premio. A te Lorenzo. Devo evitare l'entrata in campo di Robert Whittaker e adesso siamo con Juan Carlos Garcia. Tutto insieme bene, no Juan Carlos? Molto, visto che è un cavallo che le manca esperienza, è una delle prime gare grosse che fa in sua vita e niente, sono contento perché ha fatto molta esperienza. Per domani Albin come sta? Bene, oggi l'ho lasciato a riposo riservandolo per domani. Non si è sbilanciato molto, però l'abbiamo visto ottimista anche dopo la categoria tempo di ieri, dunque è lecito sperare nel buon comportamento da parte dell'inossidabile vecchione. E adesso Robert Whittaker per la Gran Bretagna monta Vicky van der Grundewald, che è una femmina di 10 anni, di origine belga. Robert Whittaker, splendido protagonista della categoria tempo di ieri. Il suo tempo 62,90 sembrava inattaccabile, e poi invece è arrivata la stoccata del connazionale Robert Smith. Comunque secondo posto ieri, dunque condizione di forma al diapason per questo rampollo della numerosissima famiglia Whittaker, che va a compromettere la sua prestazione odierna. Figlio di John, continua la tradizione dei Whittaker, però certamente non è una delle apparizioni più felici del cavaliere inglese, che in effetti si ritira. Dunque percorso quello ideato da Giovanni Bussu, che si rivela non massacrante, ma certamente da non sottovalutare. D'altronde si tratta di una gara di Coppa del Mondo, per cui è lecito attendere difficoltà sparse un po' ovunque. Adesso per la Norvegia vedremo Tony Andre Hansen in sella Broker Rani di Pouville, una femmina di 12 anni di origine belga. Per il sesto anno la tappa italiana di Coppa è ospitata all'interno della Fiera Cavalli di Verona. In precedenza apparizioni al Palasport di Milano, quindi a Casalecchio di Reno per diverso tempo. Tony Andre Hansen, nato a Kongsvinger nel 1979, per lui 14 partecipazioni a Coppe delle Nazioni, una vittoria. Ha partecipato anche agli europei di San Patrignano e anche ai mondiali con Camiro, senza però troppa fortuna. Abbiamo già detto che probabilmente, anzi quasi certamente, il record di presenze alla fiera numero 108 sarà battuto. Addirittura per le prime due giornate c'è stato un incremento intorno al 25%. Conclude il cavaliere norvegese con 4 penalità nel tempo di 70 e 61. Adesso un altro dei cavalieri alla ricerca della qualificazione per il Gran Premio di domani. Per El Salvador, Alfredo Hernández Ortega monta Semsladem van de Benbroek, nome lunghissimo per questo cavallo, nato in Belgio 11 anni fa. Cavallo dal bel modello, che però nella circostanza si troverà di fronte a un compito molto impegnativo
abbiamo visto il Cavaliere del Salvador già in difficoltà ieri, d'altronde per lui questa è l'occasione ideale per fare esperienza a livelli massimi. Vediamo come si comporterà. D'altronde il settore dell'equitazione sta un po' allargando sempre di più i propri confini. Le 14 leghe della Coppa del Mondo ne sono la testimonianza, si gareggia a ogni latitudine ed è confortante sapere che l'ultima edizione della finale sia stata ospitata per la prima volta dal continente asiatico, precisamente a Kuala Lumpur in Malesia. Un rischio su questo verticale, però non c'è errore. Arriva il primo errore, arrivano le prime 4 penalità, ma fino a questo momento è un percorso certamente positivo. Errore alle tavole, ora la gabbia, bene. Ultimo ostacolo, dignitosissimo il percorso di Alfredo Hernández Ortega. 8 penalità nel tempo di 73,21, non ha certamente sfigurato. Sul computer leggiamo che per il momento i cavalieri che ancora non hanno raccolto i punti necessari per la disputa del Gran Premio sono il greco Mirto Kutsiko Iliadis, Ludo Philippe Paerts per il Belgio, che è una firma importante, Pier Giorgio Bucci ancora per l'Italia, ma c'è chance per loro, ovviamente la classifica è in pieno di divenire. Ricordo che la formula quest'anno è cambiata, nelle scorse edizioni una sola prova di qualificazione, la categoria tempo del venerdì. Quest'anno se ne è aggiunta un'altra, quella che stiamo seguendo, la categoria mista. Adesso per la Svezia Roine Zetterman che monta Isaac, cavallo di 10 anni, frutto dell'allevamento svedese. La Svezia dispone di binomi estremamente competitivi. Abbiamo già visto all'opera qualificato per il barrage Rolf Joran Bengtsson, ora Roine Zetterman. Ricordiamo anche 2 amazzoni, Maria Gretzer Tanto ha concluso con 4 penalità nel tempo di 75 e 57. Non si qualifica Roine Zetterman. Vi dicevo delle amazzoni, oltre a Maria Gretzer, Molin Barriard già sul podio di una finale di Coppa del Mondo, non è presente qui a Verona. Intanto Markus Beerbaum per la Germania monta Herald, un cavallo di 8 anni, di origine tedesca, un Holsteiner. Markus Beerbaum non ha certamente un palmarès paragonabile a quello di Luther, però questo cavaliere nato a Göttingen nel 1970 può vantare una medaglia d'oro ai World Equestrian Games che si sono disputati nel 98 a Roma, medaglia d'oro a squadre, e poi un altro oro a squadre ai campionati europei di Mannheim nel 1997. Non difetta di esperienza anche Markus, che è il marito di Meredith Michaels. Ed
è capitato in qualche circostanza di vederli gareggiare proprio per il primo posto, non si sono fatti sconti. Ancora netto il percorso di Herald, per ora senza problemi quando va ad affrontare addirittura tavole su fosso, ostacolo molto delicato, senza affanni. Gabbia bene sulla triplice d'ingresso, superato anche l'ostacolo in uscita e si qualifica per il barrage Marcus Beerbaum e Herald, sesto binomio a qualificarsi. Dunque vedremo una volta di più una lotta in famiglia, una lotta allargata. Marcus Beerbaum qualificato al pari di Meredith. E adesso toccherà all'oro individuale di Barcellona, uno dei cavalieri più prestigiosi del circuito internazionale, Ludger Beerbaum, che monta Gladys, una femmina che viene dalla Westfalia, a 14 anni, ripassa i connotati del tracciato. Ludger Beerbaum, cavaliere che si è imposto almeno una volta in ciascuna delle principali manifestazioni internazionali, vincitore di campionato del mondo, di finale di Coppa del Mondo, di Olimpiade, come ricordato in precedenza. Adesso è tramontata un po' la stella di Frank Slotak e anche quella di Rodrigo Pessoa. Può proprio essere lui il testimonial ideale per questa disciplina. Cavaliere molto elegante e i colleghi stessi gli riconoscono di avere una mano magica che può adattarsi a cavalli con caratteristiche differenti. Gladys non è la sua cavalla di punta, però certamente domani in Gran Premio Ludger cercherà di lasciare la firma. Gladys è una cavalla che fra l'altro è dotata di una velocità notevole, quindi molto adatta per categorie in cui è fondamentale il tempo. Va a superare anche l'ultimo ostacolo, dunque la famiglia Beerbaum al completo in barrage. Dopo Marcus e Meredith anche Ludger, non poteva essere altrimenti. Settimo binomio qualificato. 7 su 19. E adesso Gianni Govoni con l'Oro Piana Westminster, cavallo di 9 anni. Gianni ha dichiarato: non attendete molto da me in questo concorso di Verona, perché il mio intento è proprio quello di far acquisire esperienza ai miei due cavalli, però conoscendolo certamente cercherà di dare il tutto per tutto. Questo cavaliere emiliano che ha scritto belle pagine per la nostra equitazione, ottimo il suo comportamento all'Olimpiade di Sydney, splendido il suo comportamento ai mondiali di Jerez de la Frontera nel 2002, quando è giunto quinto con l'Oro Piana Javinia, altra cavalla che ha regalato parecchie soddisfazioni. Las Vegas. Gianni Govoni ha la combattività nel sangue, non si tira mai indietro, anche se i suoi cavalli in questa circostanza non hanno probabilmente l'esperienza sufficiente per ambire a un successo di prestigio. È arrivato il primo errore. Purtroppo doppiato in chiusura di percorso, 8 le penalità nel tempo di 71 e 66. Per ora dunque
un binomio italiano qualificato, quello composto da Giuseppe Rolli e Kilian, mentre la regia impietosamente, come al solito, ci ripropone i 2 errori in sequenza di Gianni Govoni, che affidiamo al microfono di Lorenzo Roata. I giorni alla ricerca della migliore intesa con i tuoi cavalli. Ma ha già fatto anche troppo, poverina. Una cavalla che 2 mesi fa saltava le 130, per cui penso ho dovuto montare lei per far riposare l'altro. È la prima gara grossa che fa, per cui sono soddisfatto. Leopold Van Asten per l'Olanda, in sella a Kaid Duri. Questo cavaliere si è comportato molto bene nella prima prova di qualificazione nella categoria a tempo, si è classificato sesto in sella a Flash Rouge, cavaliere di 30 anni. Sono già 8 le sue penalità. Prima edizione della Coppa del Mondo nel 1979, successo del grande Hugo Simon con Gladstone. L'ultima edizione è stata appannaggio di Markus Henning, Germania, tedesche. Le ultime 2 vittorie, gli ultimi 2 sigilli, prima di Markus Henning appunto Meredith Michaels Berbaum in sella Shutterfly. Henning montava Sandro Boi, un'edizione dominata. Va verso la conclusione del percorso Leopold Van Asten, che commette errore anche in uscita dalla gabbia. Rimangono 12 le penalità nel tempo di 73 e 22. Certamente chi ama il cavallo e il mondo variegato che gira intorno a questo splendido animale trova tutto e qualcosa di più qui alla Fiera di Verona. Sfilata delle razze, vetrina delle fattrici, mostra dei giovani stalloni, le gare dei pony, il Western Show, il concorso per gli attacchi, il concorso di mascalcia, rassegne allevatoriali, dibattiti, poi ancora una finestra aperta sul turismo equestre, per non parlare dell'area espositiva con 600 espositori provenienti da ogni parte del mondo. Per quanto riguarda la parte agonistica, abbiamo già ricordato che il fiore all'occhiello è questa prova Coppa del Mondo, ma ci sono anche altre gare, il Gran Premio delle Regioni Under 21, il concorso dei pony, il campionato nazionale del cavallo arabo. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Tra l'altro la superficie è stata ampliata proprio quest'anno. Invece restano 4 i giorni di fiera, una durata che è calcolata ideale dagli organizzatori, anche se le pressioni per allargare il periodo arrivano un po' da tutte le parti. Mikael Forsten per la Finlandia con Skybreaker. L'ultimo salto, c'è errore anche qui, ha saltato male Skybreaker, 16 penalità nel tempo di 73 e 39, lontano dal rendimento dei migliori. E qui la nostra regia probabilmente in modo molto cinico ci proporrà alcuni errori del cavaliere finlandese, mentre già in campo per l'Irlanda Cameron Hanley, che monta Ippica Kerman, un cavallo di 12 anni di origine tedesca, un altro Holsteiner,
Holsteiner che stanno dominando un po' la scena internazionale insieme a tutti gli altri cavalli di origine tedesca, Noverani, Oldenburg. Cameron Henley, classe 1973, è nato a Clare Morris, ha partecipato proprio con Kerman ai mondiali di Aquisgrán. 33esimo posto individuale. Le prime 4 penalità per il binomio olandese. Ultima parte del tracciato per Cameron Henley, che conclude con 4 penalità nel tempo di 71,57, non riesce a qualificarsi, comunque può ritenersi soddisfatto di questa prestazione. Diamo un'occhiata anche ai vincitori del Gran Premio da quando la tappa di Coppa del Mondo ospitata da Verona nel 2001, Stanley Van Peschen o De Pom, poi Rodrigo Pessoa Lianos, Lars Nyberg Loreana, Tony Assman Lolita, lo scorso anno Albert Zuer Okidoki. In campo per l'Italia un veterano, grande cavaliere, Giorgio Nuti, Montalet Comte, cavallo di 10 anni, Holsteiner. Anche per Giorgio Nuti, classe 1954, una carriera impreziosita da risultati notevoli. Per lui 4 edizioni di campionati d'Europa, già campione d'Italia nell'88, titolo conseguito a Salice Terme in sella a Larry, 2 finali di Coppa del Mondo. In particolare ricordiamo la pagina scritta nel 1986 a Göteborg, quinto in sella a Baltimore. Quello è stato a lungo il miglior risultato per un cavaliere italiano, poi è superato dal 4° posto ottenuto a Kuala Lumpur da Juan Carlos Garcia e Albin. Sono già arrivate le prime 4 penalità per Giorgio Nuti. Ha già un figlio, Paolo, che sta cercando di ricalcare le sue orme, già gareggia a buon livello. Una piccola esitazione nell'avvicinamento alle tavole, poi tutto bene. Ora l'ultimo ostacolo, 4 penalità nel tempo di 73,64. È qui per fare esperienza con i propri saltatori Giorgio Nuti, e dunque siamo quasi certi che sarà soddisfatto del rendimento di Leconte, di cui vediamo l'unico errore in questa categoria mista. Linea Roata. Sì, noi ci spostiamo per quel secondo, sempre consentire l'entrata del binomio successivo, Robert Smith, per altrimenti venire travolti. Adesso sì, siamo con Giorgio Nuti, sempre tanto affetto, tanto calore per Giorgio. Sì, però con 4 volevo farli un po' più contenti. Si lavora sempre per fare esperienza con questi cavalli. Sì, sempre, bisogna lavorare al meglio e sempre cercare di migliorarsi. Anche quando ci sono 4 penalità bisogna cercare di migliorarsi. Dopo la ritroviamo in postazione magari quando scende da cavallo.
Certo, un umore, quello di Nuti, a metà fra la soddisfazione per il buon comportamento di Leconte e la delusione perché è andato a un passo dalla qualificazione al barrage. Adesso Robert Smith con Vangelis, cavallo nato del 98 di origine belga. Robert Smith che ha siglato la categoria a tempo di ieri con un fantastico 61,89 in sella a Marius Claudius. Vangelis invece ha steccato, ha sbagliato nota, infatti sono già 8 le sue penalità. A proposito di musica, dobbiamo ricordare ancora che spesso, non sempre, i vari percorsi sono accompagnati da note musicali che sono apprezzate sia dal pubblico che dai concorrenti. In particolare qui a Verona sono stati scelti dei brani inconsueti, estremamente piacevoli. Non è piacevole invece l'errore alle tavole per Robert Smith, che comunque cercherà di dimenticare questa serataccia e lo farà certamente domani in Gran Premio. Non è da lui questo bottino, 17 penalità perché c'è anche un'infrazione di tempo, 77 e 71. Una serata da comprimario per Robert Smith, che domani sarà quasi certamente protagonista. Adesso per la Svizzera Steve Gerda che monta Tresor, cavallo di 10 anni di origine olandese. Steve Gerda appartiene alla Nouvelle Vague del salto ostacoli svizzero, ha già al collo la medaglia d'argento a squadre ottenuta agli europei di San Patrignano. La nuova ondata rosso crociata, quella composta da Steve Gerda, da Cristina Lieber, comincia malissimo il cavaliere svizzero e probabilmente adesso si limiterà a un percorso di allenamento, anche perché le cose stanno continuando ad andare male, ed arriva puntuale il ritiro di Steve Gerda, che si limita a carezzare Tresor. È già il terzo ritiro dopo quello di Emiliano Varagnolo, abbiamo visto quello di Robert Whittaker, ora Steve Gerda. Adesso il campione italiano Young Riders, il giovane Emanuele Gaudiano, che monta Uppercut. Mentre il collega Lorenzo Roata ci comunica che non vedremo Bruno Chimirri e Lanknecht. Il cavaliere calabrese ha deciso di non partecipare a questa categoria mista, era in scaletta, ma seguiamo Emanuele Gaudiano, cavaliere nato nel giugno del 1986, è stabilito per acquisire la propria esperienza in Germania. In Italia è stato seguito a lungo da Gianluca Bormioli. Paga naturalmente lo scotto intanto dell'inesperienza e poi dell'impatto con barriere molto insidiose. Certamente si ha vita facile fra gli Young Riders, a livello assoluto le cose cominciano a complicarsi. Meritava comunque questo ragazzo la vetrina veronese, una vetrina che in particolare lo scorso anno ha messo in mostra il giovane talento di Beatrice Patrese, alla fine quinta in Gran Premio.
sta riprendendo Emanuele Gaudiano dopo un inizio balbettante ed ora va a superare l'ultimo ostacolo, 70-30 il tempo, e direi che può considerarsi soddisfatto di questa prestazione in sella ad uppercut. Vediamo se è così. Microfono a Lorenzo Roata. Se la prende comoda il giovane Gaudiano con uppercut, eccolo qua, adesso sta per arrivare. Allora, scotto del noviziato, un inizio così, conclusione sempre meglio. Sì, un cavallo con poca esperienza in queste gare, comunque sono contento. Sono venute le linee un po' corte con lui, ha un grande galoppo e non sono riuscito a chiuderlo tanto. Però dal mondo degli Young Rider a qui, insomma, già ben salto. Sì, secondo me è un buon cavallo per andare avanti. Di poche parole, Claudio. Ludo Philip Paerts monta Vicivant Plutonia. Ludo Philip Paerts che ha siglato nel pomeriggio la categoria a difficoltà progressive. Un altro cavaliere di grande esperienza, classe 1963. Per lui 4 partecipazioni olimpiche: Barcellona, Atlanta, Sydney e Atene, con Darko e con alcuni suoi figli di uno stallone eccezionale che ha regalato a questo cavaliere soddisfazioni enormi. Sono già 8 le sue penalità. Riepiloghiamo i qualificati per il momento. Meredith Michael Sperbaum, Germania. L'altro tedesco Marco Kutscher, per l'Italia Giuseppe Rolli, per la Svezia Rolf Joran Bengtsson, per l'Olanda Albert Zuer, ancora per la Germania Markus e Ludger Berbaum. Lascia la compagnia Ludo Philip Paerts, che conclude con 12 penalità nel tempo di 68 e 34. Mentre la nostra regia ci ripropone ancora qualche errore di Ludo Philip Paerts, è già apparsa sul campo ostacoli la sagoma grigia di Castello, un cavallo Holsteiner di 10 anni che sarà montato dal brasiliano Bernardo Alves. Diamo un'occhiata anche alla coda della classifica, che tiene conto anche della gara di ieri. Per ora rischiano in qualificazione sempre il greco Mirto Kutsiku Iliadis, Pier Giorgio Bucci, Bruno Chimirri, che non si è presentato, come abbiamo sentito, con Alves in campo. Con Lanknet non vedremo Chimirri, e proprio con Lanknet ha partecipato ai giochi di Atene. Bernardo Alves, classe 1974, anche lui presente ad Atene ma in sella a Canturo, cavallo con il quale ha ottenuto un onorevolissimo 12° posto ai mondiali di Aquisgrana. Nel 2006 ha ottenuto vittorie proprio ad Aachen in una categoria a tempo, poi anche a Bruxelles, ad Oslo, vero giramondo, il brasiliano. Brasile che ha vissuto momenti davvero aurei con i 2 Pessoa, Nelson e Rodrigo. Rodrigo 3 volte a bersaglio nella finale di Coppa del Mondo, e comunque sventola la bandiera del Brasile grazie a Bernardo Alves, che si qualifica per il barrage. Percorso netto anche per lui in sella a Castello, è l'8° qualificato della serata. Adesso per l'Italia André Saccachini, cavaliere nato in Egitto che ha da poco acquisito la cittadinanza italiana,
è nato nel 1957. Si tratta di un cavaliere di grande esperienza, all'attivo 4 partecipazioni olimpiche, a Seul nel lontano 88, poi Barcellona, Sydney e ultimamente Atene, anche 3 campionati del mondo, all'86 a Aquisgrana, 90 a Stoccolma, 98 a Roma. Percorso netto ieri nella categoria tempo. Il primo errore. L'ultima edizione della finale di Coppa del Mondo ha visto il successo di Marcus Henning, Germania in sella Sandro Boy, in seconda posizione Jessica Curtin per l'Irlanda con Castle Forbes, che doveva essere presente qui a Verona, invece dopo il forfait dell'amazzone irlandese abbiamo avuto qui appunto questo cavaliere Andrei Sakakini, che conclude con 8 penalità nel tempo di 72-86. E dunque Jessica Curtin assente nella città scaligera. Secondo posto per lei alle spalle di Henning nella finale di Kuala Lumpur. Al terzo posto lo svizzero Beat Mendley davanti a Juan Carlos Garcia e Albin. Al quinto posto, a rendere ancora più prezioso il quarto posto di Juan Carlos, Meredith Michaels Berbaum e Checkmate. In sesta posizione Michael Whittaker e Portofino, quindi McKinley montato da Rolf Joran Bengtsson. E a proposito di dinastie, di famiglie interamente votate al settore del salto ostacoli, è la volta di Ellen Whittaker, nipote di John e di Michael Montallocarno, che è un cavallo di 11 anni, un Holsteiner, un altro cavallo di origine tedesca. La bionda Ellen, soltanto 20 anni, naturalmente in famiglia ha degli esempi validi da seguire. Trova di fronte a un impegno probante, figlia di Steven. Se l'è cavata egregiamente sul primo segmento del percorso, bene anche sulla combinazione. Molto insidioso anche questo ostacolo, che però non ha costituito un problema per la giovane Ellen, che ora piega a mano destra per affrontare la dirittura con le tavole sul fosso. La gabbia è l'ultimo ostacolo. Superato anche il verticale conclusivo nel tempo di 73,90. Dunque abbiamo il nono binomio qualificato per il barrage. Alla famiglia Berbaum risponde la famiglia Whittaker con la giovane Ellen. Grande soddisfazione per lei, che vediamo in uno dei suoi passaggi vincenti. Sempre molto seria, molto composta, non tradisce emozione, mentre il primo piano è quello dello spagnolo Rutherford Latham con Jaina de Barneville, cavallo di 9 anni, self français dal mantello grigio, un altro cavaliere di buona esperienza, lo spagnolo Rutherford Latham.
partecipato nel 1954, per lui Giochi olimpici di Los Angeles, Atlanta e Sydney. Presente anche agli europei di San Patrignano con Mondin, per lui scarsa fortuna in quella circostanza. Sei binomi prima del termine del percorso base. Cerca l'accesso al barrage anche il cavaliere spagnolo. Che però ha commesso un errore e dunque vede sfumare tale possibilità di gran carriera verso la gabbia in bianco-verde. Recuperato anche l'ultimo dritto, 4 penalità nel tempo di 73 e 61 per un cavallo che ha dimostrato di possedere mezzi non indifferenti. Bello anche l'effetto cromatico, il mantello grigio di Jaina de Parneville, mentre già in campo il campione mondiale a squadre, titolo conquistato recentemente ad Aachen per l'Olanda, Gerco Schröder, Eurocommerce Monaco, cavallo di 15 anni, un Holsteiner. Anche Gerco Schröder appartiene a una famiglia interamente votata al settore del salto ostacoli. Ormai è un cavaliere affidabile che domani cercherà di lasciare la sua impronta sul concorso veronese, già abbondantemente qualificato per il Gran Premio. A livello giovanile Gerco Schröder ha ottenuto risultati importanti, diverse vittorie tra gli juniores e poi nella categoria degli Young Riders, ma si sta districando ottimamente anche al cospetto dei migliori. Sempre da tenere d'occhio l'ostacolo che ha costituito un problema per Gerco Schröder, che va poi a raddoppiare le proprie penalità. Siamo a 8. Ci sono ancora 3 ostacoli per 4 salti. Affrontata la seconda combinazione, la gabbia, c'è errore in uscita. 12 le penalità nel tempo di 75-32 per il cavaliere olandese. E gli applausi che ascoltate, amici all'ascolto, sono rivolti a Filippo Moyerson, che monta l'Oro Piana Zenzero di Santa Marta. Cavallo italiano. Rivediamo ancora uno degli errori di Gerco Schröder. E questo è il profilo di uno dei cavalieri più eleganti, Filippo Moyerson, che in carriera ha montato cavalli molto buoni come Duganò, come Adam. Linea Roata. No, assolutamente Claudio, stavo recuperando posizione verso falso allarme. Bene, allora occupiamoci di Filippo Moyerson. Come detto, cavaliere elegante, recentemente vincitore del Gran Premio del concorso internazionale di Manerbio. Abbiamo accennato anche ai suoi successi nel campionato italiano, il primo nell'83 a Salice Terme con Adam, poi ancora a Bersaglio nell'89 a Cesano in sella a Duganò, che gli ha regalato un altro successo nel 91 a Vicenza, poi un'altra medaglia d'argento nell'87 per un cavaliere davvero completo, che alla vigilia ha dichiarato: al momento non ho cavalli di sufficiente esperienza per ben figurare in una tappa di Coppa del Mondo.
sempre molto misurato. Moirson ha già commesso il suo primo errore. Non c'è errore alle tavole nonostante un brivido. Bene sulla gabbia, ultimo dritto, c'è l'errore, e questo verticale conclusivo ha costituito un problema per diversi concorrenti. È un verticale di 1,55 m che arriva in conclusione di percorso. Molti hanno commesso errore proprio su quella barriera. Linea Roata ora per sentire Filippo Moirson. Aspettiamo Moirson all'uscita dal campo, sta sfilando proprio davanti alla postazione Rai. Tra l'altro vedo che lui pure punta diritto lo sguardo. Adesso eccolo qua. Fatale il verticale ultimo, ma c'era già l'errore anche prima. Moirson. Ma sono comunque contento perché il cavallino Loro Piana Zenzero di Santa Marta qui su questo campo non salta benissimo, rimane un po' teso. Questo qui era già un percorso impegnativo, sono comunque contento. In campo un cavaliere che ha già vinto una finale di Coppa del Mondo. Si tratta dello svizzero Markus Fuchs. Titolo conquistato con Tinkas Boy. Ora monta Nirmet, che è una femmina di 11 anni di origine olandese. Markus Fuchs, grande temperamento, cavaliere nato nel 1955. Pensate, ha partecipato ai giochi di Seul, Barcellona, Atlanta, Sydney e Atene. Medaglia d'argento a San Patrignano ai campionati europei in sella alla bisbetica ma dotata alla toia. E il barrage si arricchisce di un'altra prima firma. Qualificato anche Markus Fuchs con Nirmet, è il 10° qualificato per il barrage. Abbiamo anche una rappresentanza svizzera, vi ricordo per l'Italia, qualificati Giuseppe Rolli e Kilian. Se la scaletta verrà rispettata, si tratta ora di seguire gli ultimi 3 percorsi. E 2 riguardano cavalieri che sono ancora alla ricerca della qualificazione per il Gran Premio, a partire dal greco Mirto Koutsikoiliadis, che monta Caiano, un cavallo di origine tedesca, un Holsteiner, cavaliere nato nel 1978. Per lui uno degli impegni più probanti della sua carriera. Assidua invece, almeno fino alla scorsa stagione, un'altra amazzone greca, Danae Tsatsu, che è venuta spesso dentro i nostri confini per allargare la propria esperienza. Qui comincia il difficile, se la cava in modo un po' spericolato ma comunque abbastanza soddisfacente il cavaliere greco. Sta rispondendo abbastanza bene Caiano, che va a superare anche l'Oxer su Fosso. Fin qui, al di là di ogni più rosea aspettativa, bene anche sulle tavole.
La Gabbia. E merita un grosso applauso questo ragazzo che termina con 4 penalità nel tempo di 74 e 44, un solo errore. Davvero una bella prestazione per Mirto Koutsikoiliadis, cavaliere greco, che sarà certamente molto soddisfatto del risultato conseguito in questa tappa veronese. Adesso per la Danimarca Thomas Velin monta Grim St. Clair, che è un cavallo di 12 anni, Seul Français. Penultimo binomio in campo. Thomas Velin, classe 1975, è nato a Orsholm con Kernut, che è stato il cavallo che gli ha regalato le maggiori soddisfazioni. Ha partecipato ai giochi di Sydney e di Atene, presente anche a San Patrignano agli Europei. Addirittura solita con le tavole, la triplice primo elemento della gabbia, errore in uscita per Thomas Velin, che dunque vede sfumare proprio nel tratto conclusivo la possibilità di accedere al barrage in tempo di 74 e 30. Adesso Pier Giorgio Bucci con Porto Rico da Zara. Pier Giorgio Bucci che è in lotta per ottenere il passaporto per il Gran Premio. Per il momento rischiano tantissimo Ludo Philipp Peierls e Paolo Toscano. Il nostro computer parla chiaro. Paolo Toscano non dovrebbe partecipare al Gran Premio di domani. Ludo Philipp Peierls a sorpresa è escluso. Pier Giorgio Bucci deve raccogliere i punti necessari per gareggiare domani. Cavaliere nato all'Aquila nell'agosto del 1975. Ha avuto anche Duccio Bartalucci fra i suoi istruttori. Monta questo bel grigio di 9 anni di origine olandese. Se la sta prendendo abbastanza comoda, molto attento alla precisione sui salti. Speriamo che non incorra in una penalizzazione per il tempo. Siamo intorno ai 50 secondi adesso. Massima concentrazione per affrontare gli ultimi 3 ostacoli, ancora 4 salti. Infatti si propone subito la gabbia che è superata. Splendido Pier Giorgio Bucci in sella a Porto Rico da Zara.
è l'11° binomio qualificato per il barrage al quale parteciperà anche Giuseppe Rolli con Kilian. Dunque si è concluso il percorso base, linea Roata. Sarai contento? Ho una gioia che non vi posso dire. Lo dedico tutto a Mauro Dazzara, la proprietaria di questi cavalli, che è fenomenale con noi. E Pier Giorgio, chiedendo una cosa, dimmi Claudio, digli che no, e vogliamo ricordargli che si è qualificato per il Gran Premio. Questo era Icardi scontato. voleva dirti c'è anche qualifica verso il Gran Premio, quindi gioia dopo. Importante. Bene amici all'ascolto, siete nuovamente collegati con il padiglione numero 5 della Fiera Cavalli di Verona, seconda prova di qualificazione per il Gran Premio dell'unica tappa italiana della Lega dell'Europa occidentale della Coppa del Mondo di salto ostacoli. Sarà sicuramente spettacolare il barrage di questa categoria mista, un barrage a 11 aperto da Meredith Michaels Beerbaum in sella a Le Mans. La nostra grafica vi indica i protagonisti che abbiamo seguito durante il percorso base. Abbiamo due binomi italiani, quello composto da Giuseppe Rolli e Kilian e quello composto da Pier Giorgio Bucci e Portorico Dazzara. Compagnia qualificata, tanti big che accedono alla fase conclusiva di questa categoria mista, mentre ripetiamo che non hanno ottenuto la qualificazione al Gran Premio di domani per il Salvador Alfredo Ortega Hernandez, per il Belgio Ludo Filippares e il nostro Paolo Toscano. Dunque Meredith Michaels Beerbaum, che ha l'onere e l'onore di aprire questo barrage, naturalmente per l'Amazzone nata negli Stati Uniti, ora cittadina tedesca. Nessun punto di riferimento, una sola opzione: cercare di essere precisa sui salti e spingere sull'acceleratore il più possibile. In qualche modo deve cercare di mettere pressione agli altri che la seguiranno. Giovanni Bussu ha previsto un tracciato di 330 metri, il tempo accordato è di 57 secondi, sono 7 gli ostacoli, 8 i salti, è prevista una combinazione, una gabbia. Tutti gli ostacoli che abbiamo già visto nel percorso base, compreso il numero 14, che non è altro che il verticale numero 2 da affrontare in senso opposto rispetto a quello del percorso base. Va verso la conclusione Meredith Michaels Beerbaum, che conclude in 53,18 senza errori. 53,18. Dunque d'ora in avanti chi vorrà imporsi in questa categoria mista non dovrà commettere errori sugli ostacoli e dovrà essere più veloce rispetto al 53,18 di Meredith Michaels Beerbaum, che esce dal campo ostacoli carezzando il suo Le Mans. L'impressione è che Meredith non abbia spinto più di tanto e dunque che il 53,18 sia un tempo alla portata di diversi avversari. Ci prova immediatamente il campione europeo in carica, il tedesco Marco Kuscher con terno grande. Conoscendo Marco Kuscher c'è da scommettere sul fatto che il suo tempo sarà certamente indicativo per gli avversari che lo seguono. Abbiamo visto chiari gli intenti del campione d'Europa, che ha cominciato di gran lena il suo percorso con una girata rischiosa,
procede senza intoppi, anche se non ha affrontato benissimo il primo elemento della gabbia, non c'è stato comunque errore che invece arriva su questo verticale. Era velocissimo, 41,09, però sono 4 le penalità per il campione continentale, addirittura 12 secondi in meno rispetto al percorso di Meredith Michaels-Beerbaum. A occhio si vedeva che l'amazzone tedesca non aveva forzato più di tanto. Adesso Giuseppe Rolli con il fido Kilian al comando Le Mans e Meredith Michaels-Beerbaum, ma è un tempo che si può battere. Attenzione però, perché Rolli è nella morsa, da una parte c'è il netto di Meredith e dall'altra ci sono tanti avversari che potrebbero essere più veloci di lui, dunque non ha scelta, deve forzare. Sembra molto in gas, come si dice in gergo, Kilian, che ha anche scalciato, poi avrà modo di sfogare la propria esuberanza sui 7 ostacoli del percorso. Ci prova Giuseppe Rolli, e questo piace al pubblico che lo ha incoraggiato con un grande applauso al momento del suo ingresso in campo. Superato anche questo verticale che rappresentava la conclusione del percorso base. Bene anche qui, gira intorno alla colonna centrale, errore in ingresso di gabbia, ma continua a forzare Giuseppe Rolli, che va a commettere il secondo errore. 40-33, 8 le penalità, era stato addirittura più veloce rispetto a Marco Kutscher. Dunque 2 errori, direi figli del tentativo di essere velocissimo. Linea ruota. Rolli, hai attaccato la gara, ci hai provato. Peccato, però troppi rischi alla fine. Ho preso troppi rischi alla fine. È quello che abbiamo visto anche noi. Ora per la Svezia Rolf Göran Bengtsson con Armonia Lassila, e vediamo cosa suggerirà l'esperienza al cavaliere svedese, se accontentarsi di un percorso netto magari in un tempo inferiore a quello fatto registrare da Meredith Michaels-Beerbaum, oppure se guardarsi le spalle dai cavalieri che verranno dopo e dunque prendere dei rischi come ha fatto Giuseppe Rolli. Mi sembra indirizzato verso la seconda opzione il cavaliere svedese, che sta tirando la gara, va ad affrontare la triplice che nel percorso base era l'elemento d'ingresso della gabbia. Triplice in bianco-verde superata, ora bene anche sul verticale in verde, bianco e arancio. Oxer su fosso, bene anche qui. È sicura la marcia di Rolf Göran Bengtsson. Gabbia superata, sembra più veloce rispetto a Meredith Michaels-Beerbaum. Errore in 43-16, 4 le penalità per il cavaliere svedese, 43-16. È in terza posizione. Al comando Meredith Michaels-Beerbaum, Le Mans, percorso netto in 53-18. In seconda posizione Marco Kutscher, Germania, con terno grande, 41,09, ma con un errore. 4 penalità anche per Rolf Göran Bengtsson in 43-16. Poi con 8 penalità Kilian, montato da Giuseppe Rolli. E adesso Albert Zuer, di sella a Lincoln, cavaliere che ha una grande esperienza in gare di questo tipo. Lo scorso anno proprio qui a Verona vinse il barrage del Gran Premio con Okidoki, sa dove sfruttare le potenzialità dei propri cavalli, magari rosicchiando decimi di secondo, centesimi di secondo preziosi in qualche girata. Ci prova anche lui.
ai fini della qualificazione non dirà molto quel suo percorso, però ricordiamo che c'è una classifica e una premiazione, un montepremi anche per questa categoria mista. Dunque è logico che i vari protagonisti offrono spettacolo, prende rischi enormi Albert Suer. Gabbia, unica combinazione rimasta. Diabolico quell'ostacolo, addirittura 37,51. Sono 8 comunque le penalità per Lincoln e Albert Suer, 37,51, e questo dice che il tempo, sbagliato anche questa volta il tabellone, sono 4, l'unico errore che abbiamo visto sull'ostacolo conclusivo per Albert Suer, che si porta in seconda posizione con un fantastico 37,51, ma l'impressione è che ci sarà ancora competizione, ancora spettacolo, perché abbiamo visto che il tempo dell'attuale leader è facilmente battibile. Marcus Beerbaum contro la consorte, è il caso di dirlo, al comando Meredith Michaels, ed ora prova a scalzarla dal tetto più alto della classifica. Il marito Marcus in sella Herald. Per ora la più saggia è stata proprio Meredith, che ha deciso di non forzare e si ritrova al comando, perché gli altri hanno tutti sbagliato, hanno commesso almeno un errore, a partire dal velocissimo Albert Suer. Sembra aver optato per una via di mezzo Marcus Beerbaum, che non spinge in maniera forsennata. È molto insidioso il verticale conclusivo, che costituisce un problema un po' per tutti. 4 penalità, il tempo era medio, 46,34, si inserisce in quinta posizione. La competizione per il momento resta in famiglia. Infatti sta per entrare in campo l'oro olimpico individuale di Barcellona, Ludger Beerbaum con Gladys. Cavalla 14enne di origine tedesca, viene dalla Westfalia, che ha nelle sue caratteristiche exploit in gare di questo tipo. Ben lo sa Ludger Beerbaum, che certamente cercherà di portarsi al comando scavalcando Meredith. Attenzione però all'ultimo ostacolo. Sono stati diversi errori su quel verticale di barriere. 1,52 m. Avete visto con quale grinta abbia cominciato il suo percorso Ludger Beerbaum, che non guarda tanto per il sottile, non lesina energie il campione tedesco. Numeri, acrobazie di ogni tipo, ha girato un po' prima del previsto e c'è il netto in 38,25. Si porta al comando polverizzando il tempo di Meredith, 53,18 per Meredith Michaels Beerbaum, e per Le Mans addirittura 38,25 il nuovo tempo da battere. 38,25 sotto la barriera dei 40 secondi. Abbiamo visto, è possibile andare, ma 38,25 è un tempo davvero di assoluto rispetto. Un tempo che ha nel mirino il prossimo binomio, quello composto dal brasiliano Bernardo Alves e da Castello.
la Griff di Ludger Beerbaum fino a questo momento sul barrage della categoria mista, seconda prova di qualificazione per il Gran Premio di Coppa del Mondo. Bernardo Alves dal Brasile con Castello. Molto impegnato anche lui, però sembra decisamente in ritardo nel primo segmento, superata la triplice. Bene anche su questo verticale. È stato un fulmine davvero Ludger Beerbaum. Difficile l'impresa per Bernardo Alves, che va comunque a superare la gabbia. Parte conclusiva del percorso, attenzione al solito verticale, superato, 46,14, ma c'è errore? C'è errore. 4 penalità, una barriera Galeotta che è caduta. Il pubblico si diverte perché è una gara davvero tiratissima. Eh sì, in effetti sorride il cavaliere brasiliano che pensava di aver portato a casa il secondo netto della serata, invece Castello ha commesso l'errore proprio sull'ultimo ostacolo e dunque sesta posizione per Bernardo Alves. In testa alla classifica il tedesco Ludger Beerbaum. Gladys, il tempo da battere 38,25. Ci prova la giovane Ellen Whittaker in sella a Locarno per la Gran Bretagna. L'esperienza di Ludger Beerbaum messa a dura prova dall'esuberanza giovanile, dall'entusiasmo di una scatenata Ellen Whittaker che non sembra avere timori reverenziali, sembra aver accantonato ogni paura, va comunque a commettere errore sul verticale, estremamente difficile coniugare precisione sui salti e rapidità. Lodevole comunque il tentativo di Ellen Whittaker, che è stata protagonista di una girata davvero spericolata, va a superare l'ostacolo più difficile. Applausi per la giovane Ellen che conclude in 38,73 al quarto posto provvisoriamente. Al termine del barrage 2 percorsi, quello dello svizzero Markus Fuchs e quello dell'italiano Pier Giorgio Bucci. Grande prestazione da parte di Ellen Whittaker, davvero coraggiosa, ha provato davvero tutto quanto a sua disposizione per scalzare dal primo posto Ludger Beerbaum, non c'è riuscita, ma ha raccolto gli applausi del pubblico veronese. Markus Fuchs sotto lo sguardo attento di Duccio Bartalucci. Markus Fuchs monta Nirmet, che non è il suo cavallo di punta, ma certamente, conoscendo il carattere e la grinta del cavaliere svizzero, avremo ancora una prestazione di grande valore. Non gli piace arrivare fra i piazzati, è un vincente. Markus Fuchs, l'abbiamo già ricordato a bersaglio in una finale di Coppa del Mondo con Tinkas Boy. Adesso seguiamo Markus Fuchs, da battere il 38,25 di Ludger Beerbaum. Mi diceva Lorenzo Roata che Fuchs ha parlato con Ludger Beerbaum, approfondiremo il tema fra poco, ma c'è già stato l'errore da parte di Nirmet, quindi sfuma la possibilità di vittoria per il binomio elvetico, che comunque è in corsa per un piazzamento. Scalcia ancora Nirmet nel tratto piano.
e ormai ha rallentato. Errore anche sul verticale conclusivo, il tempo di 46,53, 8 le penalità per Nirmet e Marcus Fuchs prima dell'ingresso di Piergiorgio Bucci, che in sella a Porto Rico da Zara concluderà il barrage. Linea Roata. No, era stato un bel siparietto nel segno dell'assoluta sportività, nemmeno con nazionali, eppure Berbaum ha spiegato per filo e per segno quel che doveva fare a Fuchs, non è servito, e adesso tifo per Bucci. Estremamente sportivo dunque Ludger nei confronti del collega svizzero, ed ora tutto il tifo del padiglione numero 5 della Fiera Cavalli di Verona per Piergiorgio Bucci con Porto Rico da Zara. Il cavaliere italiano si è già detto soddisfatto per il netto ottenuto in questa categoria mista, che gli dà la possibilità di partecipare al Gran Premio di domani, ma si sa che l'appetito viene mangiando. È estremamente difficile battere Ludger Berbaum 38,25. Vediamo che l'andatura iniziale di Porto Rico da Zara non è proprio velocissima, però è alla sua portata un buon piazzamento, anche perché i doppi netti sono soltanto 2, quindi con un doppio netto Bucci si porterebbe anche in caso di percorso lento in terza posizione. Gabbia per un Porto Rico che sta saltando davvero bene. Purtroppo arriva l'errore sul verticale conclusivo, è alto il tempo 47,71 per lui, nona posizione, e dunque si aggiudica la categoria quel fuoriclasse che risponde al nome di Ludger Berbaum in sella Gladys, doppio netto, il barrage in 38,25. In seconda posizione Meredith Michaels Berbaum con Le Mans 53,18, linea Roata. Galeotto l'ultimo ostacolo. Maledetto l'ultimo ostacolo, al secondo giorno, anche ieri, soltanto che c'era la Meredith che non era tanto veloce, Ludger che con un cavallo che ha le prime esperienze ho ritenuto che fosse abbastanza imprendibile, volevo fare una via di mezzo ma non mi è andata bene. Però dai, gran giornata. Veramente contento. In terza posizione, alle spalle dei due tedeschi, Albert Zuer con Lincoln, un errore in barrage 37,51, era stato nettamente il più veloce, dunque teniamolo d'occhio per il Gran Premio di domani, mentre il regista Umberto Orti ci ripropone il percorso vincente, quel saggio di bravura da parte di uno dei migliori cavalieri del circuito internazionale. Si tratta di Ludger Berbaum. Se ieri la prima prova di qualificazione, la categoria tempo, aveva parlato inglese con il successo di Robert Smith nei confronti del connazionale Robert Whittaker, la seconda prova di qualificazione della categoria mista parla tedesco. Ai primi due posti Ludger Berbaum e Meredith Michaels Berbaum davanti ad Albert Zoer. Poi troviamo Alan Whittaker, Marco Kutscher, Rolf Joran Benson, Bernardo Alves, Marcus Berbaum, Piergiorgio Bucci e Giuseppe Rolli, con in 11ª posizione Marcus Fuchs, gli 11 che hanno dato vita a un bel barrage. Siamo praticamente in chiusura di collegamento. Vi ricordo ancora l'appuntamento di domani su Rai Sport Satellite a partire dalle ore 14 per seguire interamente il Gran Premio che dispenserà punti preziosi per la Coppa del Mondo di salto ostacoli. Ripetiamo ancora una volta, Verona, unica tappa italiana della Lega dell'Europa occidentale di Coppa del Mondo. Ieri il sigillo inglese, oggi quello tedesco. Speriamo che domani si possa parlare anche un po' di italiano. Appuntamento a domani. Ringrazio il collega Lorenzo Roata per le interviste da bordo campo, ringrazio anche il regista Umberto Orti, l'esterna 1 di Bologna, l'RVN 1 di Milano. Appuntamento a domani ore 14, Rai Sport Satellite. A tutti la più cordiale buonanotte.